Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro marietto veneziano. Faccio questa live per spiegare meglio questo circuito. Ho fatto già un'altra live in cui spiegavo come utilizzarlo, ad esempio, per dimagrire e via dicendo, ma sto notando che alcune persone, io queste cose le dicevo nel 2010, 12 anni fa, ma sto notando che alcune persone, finito il salto quantico del 2012, finito il New Age, vogliamoci tutti bene, ti mando luce colorata, gli arcangeli, Michelangelo, il superangelo, le canalizzazioni, la quinta, la settima dimensione, insomma, tutto quel faldone da New Age, l'era dell'acquario, che riveranno le energie positive, no? Incomincia, dopo 12 anni che Marietto lo spiegava, per chi segue Marietto sa di cosa parlo, lo spiegava già nel 2010, ovvero lo spiegava da quando avevo 15 anni, adesso ne ho 58, 60, dipendenza, no? Ma c'è sempre qualcuno che è un po' lento, un diesel, no? A partire, quindi sicuramente se non aveva preso le precauzioni nel 2010, adesso la vedo un pochino difficile a armarsi e affrontare questo periodo. E quindi molti saranno dentro un cul-de-sac, come si dice, no? Però per tutti quelli che si stanno svegliando e vogliono ancora sperare in qualche miracolo, no? Oh, beh, il marietto dice che miracoli e pranzi gratis non ce n'è, l'ho detto in tutte le pillole. Però ci sono i circuiti come questo, in cui ho già spiegato che si può mettere un intento per fare in modo che si valorizzi in modo profondo, no? E mettiamola giù così, usiamo questo circuito per mettere un intento per svegliarci, nel senso che se dal 2010 Marietto vi ha spiegato che stanno arrivando i russi e che ci faranno un fondo schiena come la mia faccia, no? E la gente si comincia a svegliare adesso perché sui social vede che molti adesso, quando il Marietto diceva che tutto andava male, dicevano arriva la settima dimensione, adesso tutti si sono resi conto che il segno dell'acquario sarà un segno difficile da affrontare. Il periodo che dicevano dell'acquario, della nuova rivelazione, del nuovo paradiso terrestre. E allora questo circuito ci può venire in aiuto, ma non solo questo, chiaramente. Qui mettete dentro l'intento della serie Dio dammi gli occhi per vedere in che sacco sono caduto. Quindi qui lo lasciate. Oh Dio, dammi l'intuito, Keter, dammi l'intuito, amore celeste, dammi l'intuito. Insomma, scrivete un messaggio non di disperazione, ma di aiuto per avere gli occhi aperti, perché se dal Marietto diceva dal 2010 e voi continuate a dire che era bianco, invece Marietto diceva che era rosso, in Ucraina si sono resi conto cosa diceva il Marietto. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che l'ingranaggio non va. Non ci sono pranzi gratuiti, zucconi, ve lo devo spiegare in tutte le lingue. Quindi mettete dentro, Signore, abbi pietà di me e dammi l'intuito, dammi l'aiuto in quel momento quando ne avrò bisogno. Ecco, lo lasciate un mese. Poi il cigno nero, l'ho spiegato già in altre pillole. Ecco, sta arrivando un sacco di cioccolata. Quindi voi cosa mettete? Ci aggrappiamo alla luce il sole 666, l'ho già spiegato in altre pillole, no? Cos'è questo 666? È chiaro che se siete bassi e andate a cercare il genio, le forze solari, quelli vi prendono in giro. Dovete essere alti, dovete essere consapevoli. Quindi prima di fare questo usate il quadrante radiostesico Bovis per cercare di valutare come siete messi. E poi anche qui mettete lo stesso intento che avete messo qua. Praticamente questo è un quadrante radiostesico, ma è più un circuito, si può definire così, radionico, che assembra, raggruppa, valorizza, ma anche questo, solo che questo si rivolge alle forze solari e questo si rivolge all'infinito. Bene, detto questo, controllate se il vostro lavoro va bene. Dopo un mese e mezzo, certo che se siete oggi vi siete svegliati perché ieri avete visto un programma in cui vi stanno spiegando che sta andando tutto male, mentre il marietto diceva dal 2010, 12 anni prima,
Quindi è meglio che lo fate partire e con la losanghe. E poi chiaramente gente che non ascoltava il marietto, faceva esattamente l'opposto, in casa deve per forza avere qualche energia che frena. Quindi usate questo circuito. Bene, cari amici, io penso di essere stato chiaro, è una pillola semplice proprio per i tempi che stanno arrivando, perché chiaramente dire che siamo alla canna di gas oggigiorno vuol dire essere benestanti, siamo oltre, stiamo rischiando sul fondo. Quindi questi circuiti sono gratuiti, li potete scaricare in tutti i social, si stampano in formato 4 e si plastificano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.